Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. In questa fantastica puntata ricominciamo a dare l'assalto alla Divisione 5. Perché? Per chi ha seguito un po' la storia, raga, l'ultima volta non siamo riusciti a qualificare l'assalto alla Divisione 5, chiaramente per andare in Divisione 4, non siamo riusciti a raggiungere la promozione e adesso siamo anche già partiti con una sconfitta spaventosamente brutta per 3-0 contro il nostro ultimo avversario. Adesso proviamo a mettere in cascina, come si suol dire, qualche punto. Vediamo un poco chi ci tocca. Siamo un po' stanco, aiuto, però proveremo a fare il nostro mio. Arsenal-Napoli, andiamo in Inghilterra. Quindi riparte dall'Emirates Stadium, ragazzi, il tentativo di scalare fino alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli. Io vi assicuro che sta diventando davvero difficile, davvero difficile, e che i nostri avversari, come vedete, hanno sempre dei fenomeni. Noi abbiamo una squadra e comunque io l'ho potenziata parecchio, ma chiaramente è fatta dai giocatori, tra virgolette, basici del Napoli. Intanto mettiamo Olivera perché il maestro non sta bene. Rachmani, Juan Jesus sta bene, quindi giocheremo Juan Jesus Ostergaard, io perché Kim, come sapete, è ufficiale al Bayern, quindi non lo posso usare più, e il resto è tutto ok. Vedremo. Ben ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del Arsenal-Napoli, ragazzi, per questa seconda giornata di questa Divisione 5 che stiamo ripetendo, purtroppo. Si parte. E forse anche un po' della sofferenza. Ci sta da fare, sta in inglese, sono bello pure, sono più belli anche nel gioco. Tanto mi sa che io sto con il wifi, porca puttana, vabbè. Ah, ok, Meret, grande Meret. Proviamo ad andare lungo di mano, attenzione, Ciuchi appoggia verso Giannino Di Lorenzo, si gira, Anghissà, fantastico, poi Zielinski allarga verso il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene, si ferma il Ciuchi, palla per Zielinski che però si fa anticipare, Lobo recupera palla, attenzione, appoggia per Zielinski che all'ada a Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che se ne va, Kvaratskhelia, cross in mezzo, Donnarumma. Io poi se cambio la connessione proviamo nel primo e secondo tempo. Lobotka di Lozano, cross in mezzo, attenzione, arriva anche la parata, Kvaratskhelia recupera palla, provate il cross immediato. Abbiamo iniziato anche bene, per carità. Anghissà, Osimhen appoggia per il Ciuchi Lozano che vede dentro Anghissà che entra dentro, riesce a crossare subito. Juan Jesus, Di Lorenzo appoggia per Ostergaard, Lobotka, Di Lorenzo per il Ciuchi Lozano che va dentro da Anghissà che si gira, il cross in mezzo e l'Arsenal spazza, attenzione, Juan Jesus, Ostergaard, grande anticipo su Haaland, Lobotka, palla, Zielinski è provato a darla dentro per Anghissà ma niente da fare, riparte l'Arsenal, Lobotka, Meret subito verso Olivera, erroraccio di Olivera, follia di Olivera, Haaland, Meret. Mamma mia, miracolo, ragazzi, che miracolo di Meret. Che miracolo di Meret, ragazzi. Calcio d'angolo per loro, bisogna stare attenti, siamo partiti fortissimo ma abbiamo fatto un errore che ci stava costando carissimo. Attenzione Lobo, provano ad andare a recuperare, Anghissà, anticipo pazzesco, se ne va Anghissà, ripartenza, attenzione, ripartenza, Anghissà scende ancora Anghissà fino in fondo, Anghissà. Ritardo, troppo il passaggio e perde una palla, bruttissima, ragazzi. Bisognava gestire chiaramente meglio. Olivera mette fuori Anghissà, questa volta direttamente da Osimhen che gira verso il Ciuchi Lozano che dribbla Lozano, fantastico, in profondità verso Osi, se ne va Osimhen, cross di Osimhen, c'è Zielinski, la traversa, arriva a Kvaratskhelia, niente da fare, calcio d'angolo. E questa è stata una ripartenza pazzesca, ragazzi, pazzesca. Lobotka vuole andare da Osi, attenzione, Osimhen l'appoggia dentro,
e Giannino Di Lorenzo l'appoggia in porta. Vantaggio col capitano che ha appena rinnovato, ragazzi. Grande capitano, grande capitano. E ci portiamo in vantaggio anche piuttosto meritatamente, direi. Stiamo sostanzialmente dominando. Dai cazzo. Giannino, anticipo pazzesco, se ne va. Ah, ha provato a darlo a Ciuchi, niente da fare. Attenzione, prova a rimbastire qualcosa l'Arsenal, ma Ostigard, poi la da subito, non chissà. Meret, bravissimo Meret, che rilancia subito lungo verso Osimhen, che non riesce a spizzare, niente da fare. Lobo appoggia per Olivera, che la mette di destro verso Kvaratskhelia, che prova il dribbling, doppio dribbling di Kvara, fantastico Kvara, vede il Ciuchi Lozano, palla un po' corta, peccato. Ostigard la mette fuori, Lobo la dà ad Anghissà, che allarga per Di Lorenzo, appoggio per il Ciuchi Lozano, che vede Anghissà, la palla non passa di un nulla, peccato. Olivera, Ciuchi Zielinski, Anghissà, stop un po' troppo lungo di Zambo Anghissà. Olivera prova a chiudere su Watkins, si fa superare in maniera sciocca, attenzione, chiude Juan Jesus, niente da fare. Meret, grande Meret, che poi vede subito il Ciuchi Lozano che fa scorrere, si gira Lozano, appoggia l'Anghissà, che vede Lobotka, Zielinski che prova ad andare in profondità da Osimhen, niente da fare, braccio qui di Zielu e poi fallo laterale per noi. Dai cazzo, dai. Olivera verso Juan Jesus, un triangolo ottimo con Zielinski, si gira Kvaratskhelia che aveva provato ad andarsene. Lobo recupera palla, Osimhen, Anghissà un po' lento nel passare palla, ma la palla arriva alla fine comunque al Ciuchi Lozano che prova a crossare dalla tre quarti Osimhen, niente da fare. Azione, Lobo superato dal pallone qui. Olivera, grandissimo, palla verso Kvaratskhelia, si gira Kvara che poi la riappoggia dietro ad Olivera. Troppi errori negli stop qua, ragazzi. Attenzione, Juan Jesus deve chiudere su Watkins, la palla arriva ad Haaland che pareggia sullo scadere del primo tempo. Ci siamo fatti bucare in maniera stupida oggi. Ci siamo fatti bucare in maniera stupida. Veramente in maniera stupida. Lobotka. Attenzione, il Ciuchi Lozano dentro per Giannino Di Lorenzo che prova a crossare Osimhen, non riesce a colpirla e finisce il primo tempo. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati, secondo tempo, si parte. Ho cambiato connessione meglio perché stavo al cazzo di wifi che mi faceva laggare tutta la madonna e quindi non andava proprio bene. Giannino intanto qua prova ad imbastire subito, Anghissà, Zielinski si fa anticipare, Ostigard poggia per Lobo, la prova a dare a Zielu, niente da fare. Lobotka prova a rincorrere, recupera una gran palla, Lobotka prova a ripartire, l'appoggia adesso per Kvaratskhelia che prova il dribbling. Olivera la da Zielinski che l'appoggia a Osimhen che prova ad allargare verso il Ciuchi Lozano, dribbling del Ciuchi fantastico, il Ciuchi prova a metterla dentro per Osimhen, niente da fare. Poi Juan Jesus, Olivera, Kvaratskhelia, dribbling pazzesco di Kvara, prova il doppio dribbling, niente da fare, poi esagerato qui Kvara, rientra Olivera aiutato da Lobotka, non riescono però a fermarlo, adesso sì, grandissimo Olivera, palla per Anghissà che supera la Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia che prova ad andarsene, Kvaratskhelia che taglia sul difensore Osimhen, la da Kvara, cross verso Osimhen di testa, Donnarumma para, bella azione qui dei due dell'Apocalisse. Ah, Gianni
Lui vuole cambiare qualcosa. Noi che potremmo fare? Che potremmo fare? Simeone, Raspadori. Non lo so, lascerei tutto così per il momento. Substitution for Arsenal. Number 7 coming on the field is Attenzione, Lobo, fantastico Anghissà. Zielinski, no, erroraccio di Zielo che secondo me sta arrivando il momento della sostituzione, se continua così. Zielinski, Osimhen allarga verso Kveisha, Kvaratskhelia del di Kvara dentro per Zielinski, la parata di Donnarumma, azione spaventosa con Zielo che non riesce purtroppo a metterla dentro. Fallo laterale per loro, bell'inserimento di Zielo. Giannino Di Lorenzo recupera una gran palla e poi va verso Osimhen che allarga verso Kvaratskhelia, prova il dribbling su Cafu, ma pendolino Cafu si fa rispettare giustamente. Poi qui Juan Jesus prova a chiudere, non ci riescono. Lukaku, incredibile palla per Gakpo, palo. Ce la caviamo qui, porca troia, ce la caviamo qui. Attenzione, Juan Jesus, palla verso Zielinski, Olivera, palla per Kvaratskhelia che cambia tutto verso il Chucky Lozano. Lozano, dribbling pazzesco di Lozano su Teo Hernandez che prova a crossare. Attenzione, la palla è arrivata, no, sì, ma che cazzo. Zielinski dalla distanza, la parata di Donnarumma. Che sostituzione devo fare io? Peccato lì che Osi non ci è arrivato. Zielinski, palla per Anghissà, mangiato da Goretzka. Lobo ancora, Di Lorenzo. Anghissà ancora che si fa fermare Anghissà e poi se lo mangia Di Lorenzo l'avversario. Zielinski, Lobotka, Olivera allarga verso Kveisha, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara sullo stretto, incredibile, si ferma ancora Kvaratskhelia, prova a darla ad Olivera, un po' lenta, peccato, aveva fatto due cose pazzesche Kvara. Poi Juan Jesus recupera palla, Ostigar, palla per Lobo, cosa incomprensibile di Lobotka qui. Occasione per il contropiede. Giannino, mamma mia, meno male. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi. Allora. Camma e sangue freddo, allora mettiamo sicuramente un Elmas. Io ci provo, metto. Raspadori Simeone. Io metto Simeone, io lo so che non si può guardare questo 4-2-4, ma ci provo. Non si può guardare, ma ci provo. E Politano? Ma ti metto Zerbin al posto del Ciuchi. Vai. Ci proviamo. Meret, rilancio lungo, un po' di spaccatura a centrocampo adesso giustamente, ma grandissimo recupero di Lobotka. Kvaratskhelia, provato a darla ad Elmas, attenzione, proviamo a pressare con Osimhen, niente da fare. Ostigard su Lukaku, nulla, attenzione, recupera palla Ostigard. Poi proviamo ad andare, niente da fare. Ostigard ancora verso Meret che rilancia lungo verso Osimhen che riesce ad appoggiare a Kvaratskhelia che se ne va. Kvaratskhelia incredibile, se ne va Kvara si ferma e guadagniamo calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Il loro secondo corner del match, avversari bloccati a 1. Attenzione, palla verso Osimhen che prova a fare ancora la sponda. Ciolito. Il Ciolito. Il Ciolito, ragazzi.
niente da fare. Donnarumma prova il rilancio, va dal fondo, rilancio lungo di Donnarumma, attenzione, Olivera si mette davanti all'avversario, riesce a recuperare palla e poi Lobo ancora per Olivera, Osimhen che prova a darla, Osimhen, Lobot prova a darla ad Elmas, niente da fare. Attenzione, Giannino, palla per Lobotka che va dal Ciolito, niente da fare, non riusciamo ad imbastire la situazione, riescono a ripartire loro, attenzione con Pempé, Olivera, fantastico, palla per Elmas, prova a darla a Kvara, buttato a terra, rosso addirittura, ma che ha fatto? Vabbè, ci può stare. Peccato la partita è fornuta, però. Rosso per Tchouaméni. L'ha mandato fuori. Si riparte. Rosso per lui. Nessun dubbio per l'arbitro. Juan Jesus prova ad andare da Osimhen che prova ad appoggiare, la palla finisce a Kvaratskhelia che si ferma, appoggia per Olivera dentro per Elmas che prende palla, prova a ridarla dietro, niente da fare, fallo laterale. Olivera, attenzione, dentro per Kvaratskhelia, Lobotka per Elmas che stoppa malissimo, ragazzi, Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina ed è pareggio. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari ovviamente, sentiremo poi in settimana nelle interviste.